Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa Peiretti. A tutti buon ascolto e buona visione. Tu ragazza con gli occhiali stai lavando la vetrina, piangi lacrime sottili tra la gente che cammina, sei incinta, innamorata, ma la moglie fortunata resta quella là. Signora consumata da una vita prepotente, hai un figlio che ha studiato, non lavora ma pretende, sembra sempre più suo padre, che paura quando suona quel telefono. Ma il cielo è blu sopra le nuvole e non è poi così lontano, dobbiamo arrampicarci e crescere senza bisogno di nessuno. Il cielo è blu sopra le nuvole, oltre il silenzio ed il rumore, c'è chi ha le macchine e gli aerei, però ha paura di volare, ma il cielo è blu sopra le nuvole. Il cielo è blu sopra le nuvole. Amedeo Grillo! Buonasera, Enrico Peiretti! Ciao amici! Il primo brano, una dedica al nostro Giovanni d'Alessandria, e adesso si canta tutti qui, con voi! Siamo qui, stiamo là, c'è l'amore e ce n'è tu. Dimmi sì se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma più ma tu, perché tu non ci sei e mi sto spogliando tu. Quanti anni mi dai, ho un lavoro strano e tu, ma va là che lo sai, visto da vicino tu, sei più bello che mai, ma ci dà un minuto tu, non ne dai, chi ti ha fatto entrare tu? Chi non sei tu, e anche la mia marcia in blu, è un po' di follia, quando basta perché tu, come lei sei mia, se mi fai l'amore ti canterò come se fosse una canzone.
il cielo perché sia più blu e mi sorrida tu. Non sarai mica più una saponetta che scivolando non c'è. Dimmi che da un'ora tu hai bisogno di me, che ti ossigeno di più. Dimmi che non sei tu un miraggio ma sei tu. Non vi sento cantare a casa tutti. E camminando sveglierò, chissà sognando più di me, al mondo siamo io e te, ragazza triste canderò, la pioggia perché venga giù, il vento che si calmi un po', il cielo perché sia più blu e mi sorrida tu. Ma benvenuti in casa Peretti, benvenuti in casa Buonasera mia. a tutti. Ciao Enrico. Ciao Amedeo, vestito di bianco e nero non ti aspettavo. No. No, oggi proprio oggi, no? Posso dire qualcosa? No, ma Sai perché? Ma perché? Ringraziando il Dio ho tifato Juve ieri. Hai che tifato ci Juve? allontanasse l'Inter è successo. Cioè, Amedeo Agrillo che mi tifa Juventus è proprio. Anche se mano di qua, mano lasciamo perdere. Cosa c'è? No, spiegami, cosa vuol dire mano niente. di qua, mano di là? No, c'è stato il pallone è Ah, scivolato vabbè, qua, ma adesso- di qua, poi ma è sì, toccato vabbè, qua. ma sì, ma queste poi, cose- ecco, però a me fa queste cose piacere. succedono. Per una Comunque- volta tanto avete rubato bene. Devo dire che il bianco e nero ti dona, anche se non c'è ancora. Dillo solo, però io faccio un riferimento sul Ok, bianco e nero, dica. guarda qua, guarda. Cosa fai? Dove vai? Cosa fai? Ah, tutto Napoli dietro, tutto blu. Attenzione. Sono che- tutto azzurro. Vabbè amici, 348 80 40 254 il numero per le vostre richieste, per i vostri messaggi, per le vostre foto, tutte le vostre foto per salutare quel bell'ometto qui dell'Amedeo Agrillo, ma attenzione, non per giocare, perché ci tengo a ribadirlo, il numero per giocare è soltanto uno ed è questo qua, il 350 187 3308. Dovete prenotarvi con un messaggio normale, un messaggio via WhatsApp con scritto il vostro nome e cognome. Oggi andremo a giocare con un'amica nuova, un'amica da tanto tempo di casa Peiretti, però è la prima volta che gioca così al telefono in diretta. Si è prenotata ormai 3 settimane fa e noi chiamiamo tutti, amici, tutti coloro che mandano un messaggino al 350 187 3308 verranno chiamati in diretta per parlare con Enrico Peiretti e i suoi ospiti. Assolutamente. Si sta bene come ospite di casa Peiretti? Sicuramente sì, Sì, ci insomma- manca una poltroncina. È vero, siamo sempre in piedi, bisognerebbe organizzare qualcosa, ogni una tanto. poltroncina. Un A cicchettino proposito, così, cioè, vedo quanto fa freddo. a proposito di vostre richieste, è arrivata questa, un medley di Renato Zero. Eccolo qua. L'indirizzo ce l'ho, rintracciarti non è un problema, ti telefonerò, ti offrirò una serata strana, il pretesto lo sai, 4 dischi e un po' di whisky, sarò grande, vedrai, fammi spazio e dopo mi dirai che maschio sei, lui chi è, come mai l'hai portato con te, il suo ruolo mi spieghi qual è, io volevo incontrarti da sola, semmai
e si passa da un capolavoro all'altro del grande Renato. Mi vendo la grinta che non hai in cambio del tuo inferno, ti do 2 ali, sai, no, mi vendo un'altra identità, ti do quello che il mondo distratto non ti dà. Io mi vendo anche il prezzo si sa. Ho smarrito un giorno il mio circo, ma il circo vive senza di me. Non è l'anima tua che io cerco, io sono solo più di te. Nell'arco di una luna io farò di te un barro oppure un re. Sogno la chiave dei tuoi problemi, guarisco i tuoi mali, vedrai. Mi vendo la grinta che non hai in cambio del tuo inferno, ti do 2 ali, sai. No, mi vendo un'altra identità, ti do quello che il mondo distratto non ti dà. Non ti dà, distratto non ti dà. Il mistero e l'ambiguità, io creo gli incontri sono la sorte, quell'attimo di vanità, incredibile se vuoi, seguimi e non ti pentirai. Sogno la chiave dei tuoi problemi, guarisco i tuoi mali, lo sai. Mi vendo la grinta che non hai in cambio del tuo inferno, ti do 2 ali, sai. No, mi vendo un'altra identità, ti do quello che il mondo distratto non ti dà. Non ti dà, distratto non ti dà. Non ti dà. Insomma, scusami, ogni tanto mi faccio un po' prendere dal testo, da Posso questo chiederti una grande- cosa? Cosa Ti c'è? vendi? Quanto costi? Io troppo. Secondo me non ti accarte nessuno allora. Avete sentito cosa ha detto? Io non ho capito. Cos'è l'attack? Non t'attac- Cosa c'è non t'accat- l'attack? non ti compra nessuno. Sì, ma e in allora- dialetto non ti accatta nessuno. Anch'io voglio dirlo Ma in guarda che dialetto. tutti i meridionali ci sono, hanno capito. come Ma si dice. io no, quindi voglio dirlo anch'io. Aspetta, aiutami. Non ti accatta. Non t'accatta. Non ti accatta nessuno. Aspetta, con la aspetta, non t'accatta Non ti nessuno. accatta nessuno. Più o meno siamo lì. No, dai. no, non più o meno, voglio farlo bene. Non t'accatta Non ti nessuno. accatta nessuno, esatto. Non t'accatta nessuno, Sì, ma esatto. ma che bin, Ma ma che chi so bin? cazzo? Non diciamo parolacce però. No, Hai detto ma parolaccia. ho Hai detto detto- parolaccia. Hai detto Ah, parolaccia. no, non ti confondi, Andiamo sul ci VAR. manca- Andiamo sul VAR. Hai detto parolaccia. No, andiamo al VAR. No, meglio che non andiamo al VAR. Andiamo a cantare un'altra vostra richiesta, La donna di picche. Ho peccato, lo so brevemente, giuro che non lo faccio più. Non farò guidare agli altri, il rimorso mi butta giù. Ma il peccato davanti sempre, questo so che lo rifarò. Lo prometto alla mia coscienza di fuggire, non è mai un po', voglio sempre te. Ogni notte
a un inferno se manchi tu. Soffro di nostalgia ogni notte, muoio di gelosia ogni notte, povero cuore mio, povero cuore mio. Una vecchia mi ha fatto le carte, ogni carta vinceva per me, c'era sempre una donna che quella donna una vecchia mi ha fatto le carte, ogni carta vinceva per me, c'era sempre una donna che quella donna somiglia a te, una vecchia mi ha fatto le carte, quella donna somiglia a te. Bravo Amedeo, bravo. Un brano particolare, una grande loro richiesta di Little Sì, una Tony. cantilena continua, riesci No, mai perché- a prendere un po' fiato. Hai preso fiato, quindi se hai preso abbastanza fiato, guarda, ti do l'onore di ricordare il numero di telefono qui per la diretta, vai. 348 80 40 254 Eh? 254 Bravo, 254 che in napoletano si direbbe... Dai, dimmi 34 88 04 02 54. su che ruota, perché voi... No, non è perché in piemontese i numeri cambiano. 1, 2, 3, 4... Fammi sentire. In piemontese 1, 2, 3, No, 4, quello lì. 5... Cosa? Quello lì? 48 80 Non è- 40 254. Sì, ma come si dice insomma, in napoletano i numeri? Legitto. Come in italiano? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ah, sono più veloci e togli Esatto, qualche io- finale. esatto, Va bene, sì, ok. sì, non è che- Pubblicità, poi noi torniamo subitissimo proprio giocando insieme a voi. Eccoci, pronti per giocare. Ormai c'è un bellissimo giochino qua in casa Peretti che non mi fa dormire perché devo inventare questi 5 indizi che portano dritti al titolo di una canzone. Quindi sentiamo un po' se la nostra amica Carla c'è. Ciao Carla, benvenuta in casa Peretti. Ciao Enrico, ciao Amedeo. Ciao, Ci Carla, sono, buonasera. Ci sono. Ci sei, quindi sei pronta per giocare con noi, ma prima andiamo a conoscerci un po'. Io ti conosco perché sei di Luserna, ma molti di loro non ti conosco, quindi racconta qualcosa di te. Sei già nonna di quanti? Io sono una nonna di 6 nipotini, Eila! e tutti ragazzi e ragazzine brave, bravissimi. Che ti stanno ascoltando in questo momento. Senz'altro mi stanno ascoltando e tra l'altro le mando un grande abbraccio a tutti loro e a tutta la mia famiglia in primis. Che E bello. poi volevo fare un saluto anche a voi tutti di Casa Peretti e tutti quelli che mi conoscono. Esatto. Allora Carla, tra un po' vedrai e ti dirò i 5 indizi che portano dritti al titolo di una canzone. Partirà un timer di 2 minuti. Ok. Ti lascio il primo minuto in tranquillità. Tu lavora di Sì. fantasia, subito dopo stoppiamo il tempo e se non hai ancora indovinato ci sarà il nostro minuto di fuoco per vincere la maglietta di Casa Peiretti. Eccola qua, più bella che mai. Va bene, Per di più va questa bene. puzza ancora perché l'ha indossata la Chelucci. Senti se c'è la Chelucci. No, sto scherzando, salutiamo È Alessia. bellissima, bellissima. Allora, ci siamo Carla? Sì, Ci ci siamo. sono. E allora via i 5 tuoi indizi. I 5 tuoi indizi sono vista, pieno, muratore, scarpa e musica. Vista, pieno, muratore, scarpa e musica. Vai Carla, divertiti. Via col tempo, regia. Allora, vista, pieno, muratore, scarpa e musica. Non ne ho la minima idea. Dai, siamo appena partiti, siamo solo a 45 secondi, è ancora tanto tempo per te, Carla. Scarpa potrebbe essere una canzone riguardo il camminare. Nah, No, siamo lontani. vista, pieno, muratore, musica. La musica è una cosa che mi piace però. Anche a noi. Ehi. Dai Carla, 18 secondi, dai, provaci. Provaci, ma... Muratore, pieno. Vista, carta. Un muratore pieno fa anche ridere. Ok Carla, non importa, adesso Ce la faccio con quegli indizi lì. con questi indizi non ce la fai, però adesso parte il nostro minuto. Mi portano dove- da tante parti però. Ma ecco, ma dove? Una di queste parti qual era? Sentiamo. Una di queste parti... Vabbè,
Vabbè, Non saprei. non importa, non importa. Adesso ci penso io. Quindi mettiti comoda perché inizia il nostro momento tête à tête. Il Ma io sono già comoda, sono Bene. qui sulla poltrona. Oh, fantastico. Quindi il nostro momento minuto di fuoco. Allora, Carla, calmiamoci. Diciamo che se parliamo di scarpe, no? Quando uno va a comprarsi una scarpa, ma deve indossarla insieme al tutù, cosa chiede al negoziante? Una scarpa da Da ballo? Perfetto. guarda lì, una scarpa da ferma lì, ballo. Salviamo quella parola, ok? Ma se ti dico che può essere a vista, può essere pieno e senza il muratore sarebbe veramente in grossa difficoltà, a cosa posso pensare? Può essere a vista pieno e il muratore senza quello non costruisce, non fa il suo lavoro. Il muratore cosa fa? Cosa fa il muratore? Muri? I muri sono fatti di? Mattoni? Quindi? Il ballo del mattone? Sì! Vai! Sì, grazie! Grande Carla, grande, ti ho aiutato Mi tantissimo. è venuta in mente Rita Pavone. Brava. Cioè, il mattone, Grazie mille. il mattone a vista, il mattone pieno, il muratore Sì. senza mattone non fa nulla e il ballo, la Già, scarpa da giusto, ballo giusto. e la musica da ballo. Quindi brava la giusto, nostra Carla, giusto. hai vinto la maglietta Gra- di Casa Peiretti. Grazie mille. I saluti li hai già fatti, non ci resta altro che salutare noi, te e ringraziarti per aver Sì. giocato. Ciao Grazie, Carla! Carla, saluto buonasera. ancora a tutti. Ci sentiamo. Ciao, Ciao. grazie, ciao. Ciao Amedeo, Ciao, a Carla, tutta ciao. Casa Peiretti. Grazie. Grazie. Ma Amedeo, tu che hai fatto molta attenzione, quanti secondi mancavano? Forse 7? Sì, 6 o 7 secondi. Quindi di nuovo lì, siamo arrivati No, con la tachicardia. Cosa c'è? Il mattone, il muratore, voglio dire, era lì che... Senti, il mio lavoro è questo. Nel primo No, minuto giù- sto sì. zitto e nel L'altro minuto devi comunque, sì, esatto, anche perché è difficile, tu riesci a condizionare... non mi far commuovere. Mi è andato riesci a un moscerino condizionare nell'occhio. le indicazioni nel modo più che tu le studi, ma uno non può studiare chissà su quanti pezzi possono avere. Beh, certo, allora però ecco perché muratore devi essere mattone, bravo. Muratore mattone. Certo, insomma. non puoi andare in giro a regalare le magliette, così è più bello. Certo che è più bello, più uno se la deve guadagnare e io anche me la devo sudare a regalarla. Ma va, Senti Amedeo, ma va ne, ascolta, ti vai di andare a leggere un po' di tutti i loro messaggi. Allora Assolutamente. Federico, vai, iniziamo con la carrellata dei messaggi anche questa sera, ma voi non fermatevi, 348 80 40 254. Invece se volete giocare come ha appena fatto la nostra Carla, 350 187 3308. Sembra che do i numeri dell'otto questa sera, ma non è così. Bravi ragazzi, le canzoni mi portano indietro con gli anni, siete forti come il mio Napoli. Ciro, è un Ciro napoletano questo, non è il nostro Ciro Juventino. penso Questo proprio di sì. è un Ciro napoletano. Bravo, Sicuramente. bravo Ciro. Grata per la buona musica, Luisa da Pavia. E noi siamo grati per Grazie. questa foto straordinaria che ci hai mandato. Questo cucciolo è qualcosa di incredibile. Ciao Enrichetti, buon inizio di settimana e buona musica. Oggi voglio che mi canti una bella canzone dei Grandi Nomadi. Lascio Va a bene. te la scelta e ringrazio scordando che ti voglio tanto bene e che sei il mio mattatore preferito, Ah, Cataldo da Torino. Stavi per, Grazie Cataldo. stavi per dire mattone, perché abbiamo parlato fino adesso di mattone. Sei il mio mattone preferito. Ciao Cataldo, ti voglio bene, grazie. Tra l'altro ci poteva anche stare. Allora, subito non è dopo che- faccio una canzone per Cataldo, è quella dei Nomadi. Allegri che un sorriso fa sempre bene. Bene. Bravi da Marmitta. C'è una lacrima sul viso. Vabbè, non questa sera, ma te la canto domani, Marmitta, va bene? Me lo scrivo qua nella lavagna magica e poi grazie per questa foto perché ricorda due geni assoluti della comicità e non solo. Ciao a tutti Enrico e buon lunedì a tutti voi. Volevo fare gli auguri a tutti i papà del mondo e al mio che si chiama Rocco. E poi a tutti Giuseppe che fanno l'onomastico, è stato ieri, e anche a mio fratello Giuseppe faccio gli auguri. Vi voglio tantissimo bene. Baci, la nostra Daniela da Torino. Grazie Daniela. Grazie, Daniela. Un abbraccio a tutti i papà di Torino e non solo. E questo signore probabilmente ha fatto gli anni, vedo una torta lì, credo che sia una torta. Regia, abbiamo qualche cosa da dire di questo bel signore? No. Ciao caro Enrico, in merito alla critica di venerdì, che vuoi? Ognuno ha la propria croce. Ah, vabbè, no, ma non è una croce quello, un divertimento. Però sappi che tra noi ci sono 10, 100, 1000
Cirenei, pronti ad aiutarti con affetto. Massimo, ti voglio bene, grazie. Grazie, Massimo. Lui ha visto la puntata di notte, il Massimo da Brescia guarda la puntata delle 4:15 e ha visto quel messaggio, oh, ma non posso neanche dire orrendo, cioè un messaggio così ignorante. Eccomi qui presente come ogni sera, siete meravigliosi tutti voi, mi fareste ascoltare tutta mia la città dell'Equipe 84, grazie. Silvia da Mottalciato, sì, perché no, un altro bel brano che avrò il piacere di dedicarti e cantare domani sera, grazie. Casa Peretti, ci fate battere forte il cuore ogni sera perché si ascolta sempre musica splendida e indimenticabile. Baci Dani, grazie ad Alessandria. Dani, grazie. Di ciò dobbiamo anche ringraziare la musica italiana, gli interpreti della musica italiana, gli scrittori della musica italiana che ci hanno lasciato un Questo repertorio bel bagaglio pazzesco, esagerato, esatto. sì. Ciao Enrico, sono Agnese d'Armeno e vorrei dire a mio zio Alberto buon compleanno, ti Buon voglio compleanno, bene. Alberto. Ci uniamo anche noi al buon compleanno per lo zio, viva lo zio Alberto. E saluti ad Agnese, un saluto da Alessandra da Montechiaro d'Asti. Ciao Alessandra, benvenuta e buon divertimento soprattutto. Buon inizio di canzoni. Ciao da Elena, grazie Elena. Messaggio della nostra Elena arriva sempre, lei ha questa frase che ormai ci tiene compagnia. Che bello. Buonasera Amedeo ed Enrico, buon inizio settimana. La Chelucci! Grazie. La Chelucci che è andata via senza la maglietta, mi ha detto me la regali, gli ho detto no. Ciao Amedeo, ciao Enrico, continuate sempre così, te la vinci se vuoi, ti prenoti e te la vinci. Siete bravissimi e come sempre un piacere ascoltarvi, date tanta compagnia. Ciao da Rosalia. Rosalia, ciao Rosalia. Ehi, ehi. Ciao carissimo Enrico, quanto poi ci canti Farfallina di Luca Carboni? Bella. Grazie e buona serata a tutti, Laura e Angelo da Mondovì. Che bella canzone, la faccio se riesco. Domani pomeriggio, se la provo e viene bene, te la faccio perché è un brano che mi piaceva tantissimo farla al karaoke di tanti anni fa. Sì, ciao Casa Peretti, pronti a seguirmi, bravissimo Amedeo per come canta e interpreta le canzoni. Michela da Torino. Grazie. Sì, interpretazione strepitosa del cielo blu sopra le nuvole e subito dopo mi avete di nuovo tozzizzato. Che inizio settimana. Grazie amici. Giovanni d'Alessandria, Grazie, Giovanni. l'aveva richiesta lui, il cielo blu sopra le nuvole. Tozzizzato è bellissima. Sempre tanta buona musica Enrico e Amedeo, bravissimi. Paolo da Pinerolo, ciao Paolo, Ciao, Paolo. grazie. Mi potete cantare la canzone di Biagio Antonacci? Non vivo più senza Bella. te, Rosalia. Domani. Grazie. Domani ho già la scaletta pronta, ho già 3 brani, uno più bello dell'altro e grazie semplicemente soltanto a voi. Una mano lava o leva l'altra. Grande Amedeo, ti dona il bianco e nero e il blu dietro e davanti a noi. Capita, non mi dispiace affatto Ciro. Sarà meglio. Senti, ma Ciro è ancora convinto. Per una No, volta ma- ha fatto, cioè, lo so, No, ho aspetta. capito cosa Ok, vuoi dire. regia, leggiamo questo messaggio poi lo dico due cose. Ciao Amedeo, sei sempre il migliore, sempre grande Napoli. Io sono milanista, Enrico, sei grande anche tu, amiconi. Maurizio da Villa d'Ossola, Grazie, ciao Maurizio. Maurizio. Perché ci sono. Poi andiamo avanti con i messaggi nel prossimo tempo, regia. Grazie per adesso, complimenti Federico. Ci sono, ma degli juventini che sono convinti che ci danno 15 punti indietro, più ce ne mettono altri 15 per il disturbo. È quello che non riesco a capire. Cioè finiamo davanti al Napoli davvero quest'anno? No, quest'anno posso dire che ho visto la partita Toro-Napoli e siete stati, cioè sono tanti anni che non vedo una Al di squadra là di qualsiasi italiana. cosa, è bello sentire un allenatore che ti dice effettivamente c'è una grande squadra, ma poi- diciamo, andare avanti, non potevamo fare di più. Ma io non sento, non mi ricordo una squadra italiana giocare così bene a calcio come il Napoli. Sorrido a lei e piango per lei. Io mi specchio negli occhi suoi. Un angelo blu vola in cielo. Un angelo blu che se fischio torna giù. Un angelo blu e lei lo sa. Tutto ciò che io ho e in gabbia la terrò. Io amo lei e lei ama
fischio torna giù, un angelo blu e lei lo sa, e tutto ciò che io ho è in gabbia la terrò. Angelo Blu, Equipo 84. Un angelo blu vola in cielo, un angelo blu che se fischio torna giù, un angelo blu e lei lo sa, tutto ciò che io ho è in gabbia la terrò. Un angelo blu vola in cielo, un angelo blu che se fischia torna giù, un angelo blu e lei lo sa, tutto ciò che io ho è in gabbia la terrò. Beh, ha già un po' di anni questo brano, un angelo Sì, blu. sì, 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 avrà più di rete tua proprio. Più della... Probabilmente. non Sì. credo proprio di sì, questo è un brano degli anni 70 Sì, circa. più o meno, esatto. Non potevano mica fare l'angelo bianco e nero. Ma ancora con la... niente da fare. Sai che non ci sono arrivato quando me l'hai proposta? Io no. Un angelo blu, ma basta con sto Napoli, avete già vinto, basta, adesso non esagerare. Non è che puoi festeggiare 2 mesi no, prima, Oh, perché poi già quando sarà quel giorno lì immagino la festa. Non, E quindi... non ti preoccupare, al mattino ti porta a bere una bella camomilla e ti dassi. Andiamo a leggere un po' dei vostri messaggi. Vai Federico, grazie. Eccoli qua, eccoli qua, eccoli qua. Vediamo un po'. Ah, che bel micione. Ciao Enrico, ti salutiamo da Genova e Piemonte. Miki, zia Rita e nonna Pina e il piccolo Zorba. Ciao, grazie. Che belli, che bello. Adesso sì che è fantastico vedere Casa Peretti senza crack del digitale terrestre. Ciao da Charlie, siamo contenti per te Charlie, bene. Goditi la serata e canta sempre con noi. Vai alla grande! Sì, è arrivato il premio anche questa sera. Guarda lì, sono già i fuochi d'artificio come a Napoli. Ciao Amedeo, sei sempre il migliore, sempre grande Napoli. Io sono milanista, Enrico, questo abbiamo già letto. Salutiamo comunque Maurizio da Villa d'Ossola. Grazie Maurizio. Che meraviglia! L'ha portato Amazon? Sì, esatto, Prime però, solo Prime. Che bello questo cantone, grazie. Buonasera Enrico Medeo, siete fantastici. Medeo, puoi fare un brano delle Orme? Forza Napoli, ce lo chiede Enzo. Sì. Possiamo fare gioco di bimba la prossima volta? Sì. Molto bello. Ok, dai. Peiretti, aspetto ancora la canzone di Gianni Morandi che ti ho richiesto, grazie. Ma abbiamo fatta venerdì Gianni Morandi, qual era la richiesta? Scusate, magari mi sono dimenticato. Può succedere che mi dimentichi di Gianni Morandi. Chiedo scusa all'ascoltatore, chiedo scusa a Gianni Morandi. Se ci riscrivete il titolo la facciamo. Grazie anche per la donna di... Che questa è la mia serata, Giovanni Alessandri. Giovanni abbiamo già fatto proprio i regali, tutto abbiamo già fatto. Enrico, sempre bello vederti. A Grillo è un top qualunque colore indossi. Lascia il Total Black a noi però. Grazie. Ok, grazie. Amedeo totalmente No, di nero non l'ho mai visto. Ciao, grazie. Tutto nero. Non l'avevo capito io. Tutto nero con la pelata rosa. Ciao amici, posso chiedere al nostro Amedeo se può venire, mi può cantare una canzone di Pino Daniele, Notte che fai, grazie. Leonardo da Torino. Sì, prossimamente la faremo, dai. La sai? No, non la so, ma la imparo volentieri. La impara, fai i compiti Amedeo questa settimana. Che duetto fantastico, Enrico, anche se ieri sera avete vinto, per me la vittoria più grande è quella di seguirvi, bello. Sempre, e questo è il primo piano di Minù
Buona serata e grazie a Valentina. Grazie. Valentina da provincia di Genova. Ciao Grazie Valentina. Valentina, grazie. Ma che poi cioè, vabbè, il calcio sì, ma però ormai Casaperetti è più importante della Serie A. Cioè, signore e signori, buona serata. Avete cominciato nel migliore dei modi questa nuova settimana. Un grande saluto a voi carissimi amiconi Tino e Betta. Ciao Tino, ciao Betta, grazie. Ciao. Non so se voglio più bene a Tino, più bene a Betta, più bene a Tino. Comunque voglio un bene immenso a tutte e due. Ciao ragazzi. Ciao Enrico Amedeo, anche questa sera siamo presenti. Un abbraccio dalla Family Fava, i Favas. Ciao raga, che bello, tutte le sere insieme a noi. Buonasera Enrico e buonasera Amedeo. Tornando al messaggio di venerdì, attenzione, anche io la prima volta che vidi la trasmissione pensai al playback, ma cambiai idea dopo pochi secondi e ancora oggi, dopo averti conosciuto, ti ammiro e rispetto per il lavoro che fai. Un abbraccio amico mio, Tino dei Total Black. Grazie Tino, grazie. Poi dire che cantiamo in playback è un complimento immenso, perché vuol dire che qualcosa di carino arriva nelle vostre TV, no? Volevo fare tanti auguri alla nonna Rita di Genova per il suo compleanno. Aspettiamo la mega festa, veniamo anche noi, Uè nonna Rita, tienci 2 posticini e soprattutto quando è il momento della torta. Salutiamo tutta Genova, grazie. Un angelo blu del 1968, Forza Napoli. Cosa c'entra? Mi ci piace che sapere che è del 68. Niente, ormai niente da... Io la chiamo Casa Osimen dalla prossima settimana. Ciao Enrico Amedeo, buona serata. Ferruccio da Novara. Casa Osimen mi piace proprio tanto. Grazie Ferruccio. E soprattutto vorrei un fotomontaggio, se possibile, Giuliano Falco, di Amedeo coi capelli di Osimen. Ciao, la Ivonne dal Lago di Garda vorrebbe ascoltare Settembre di Peppino Gagliardi. Sì. La sai Amedeo? La Assolutamente. sa. Quindi la prossima volta segnatela Amedeo e segnate la Ivonne, soprattutto la Ivonne dal Lago di Garda. Settembre, puoi capire, dai, non è un problema. Sì, puoi capire, però adesso su 2 piedi non possiamo fare, ma la facciamo la prossima volta che vieni. Ok. Io non vedo l'ora che arriva il fotomontaggio di Amedeo coi capelli di Osimen. Mi cantate Eternità dei Camaleonti, siete grandi, specie per chi è solo. Grazie Giuseppe da Giaveno. Ciao Enrico, baci a Giuseppe, siamo molto contenti di riuscire a tenerti A farti compagnia. Questo è tutto ciò che vogliamo nella vita. Grazie Giuseppe, ciao, vi seguo sempre. Vorrei dedicare una canzone dei Mora per i miei amici Aldo Cannino e Andrea Bertero, siete i numeri 1. La canzone Forse dei Modà probabilmente. dei Modà? Credo. I Mora non li conosco. Appunto, sono- Quindi magari i sono dei Modà. Modà. Va bene, vediamo se riusciamo a saperne di più. E qua ci abbiamo una bella foto. Ma chi è Calè? Chi è Calè? Chi lo sa? Va bene. Come Mi si piace dice? che mi vada le foto. Poi chi era regia? Fa piacere, ma chi è Calè? No, vabbè. Non si sa, insomma, va bene. Allora diamo ancora una volta un numero. Ah, quello del messaggio di prima, quindi grazie del messaggio, scusate, non è prima foto. Va bene. Senti Amedeo, dobbiamo ancora chiedere una cosa ai nostri amici a casa. Questo numero 350 187 3308, prenotatevi per giocare insieme a noi. Facciamo così una telefonata di 5 minuti, giochiamo, mal che vada o ben che vada che sia, vincete la maglietta di Casaperetti, che potrebbe essere tra qualche giorno, vi farò anche vedere il cappellino, e la tazza per far colazione, perché l'altro giorno mi fai la tazza, no, quella per far la pipì, no, la tazza per far colazione. Andiamo avanti Amedeo, facciamo un brano che tutti cantano, ma proprio tutti, questo Sandro Giacobbe, sarà la nostalgia. Già. Il vento dalla baia passa sulla nostra casa, la burrasca già scoppia il mare, ma sto naufragando anch'io, non so dimenticare chi non m'ama più. Le regole del gioco tu le hai rispettate poco e di notte io non mi addormento, sto come un bambino qui ad immaginarmi ancora quando c'eri tu. Sarà la nostalgia, sarà che l'estate vola via, sarà
sapessi che oggi non t'amo più sarebbe una bugia. Le nostre passeggiate, l'ombra delle tue risate, le emozioni che nascevano con te mi mancheranno e tu sei come un nodo in gola che non scende giù. Sarà la nostalgia, sarà che l'estate vola via, sarà non sono qua, un uomo che vive per metà. Sarà la nostalgia, sarà che ti penso ancora via, sarà quel che sarà, ma tu che ne sai di che sarà. Sarà la nostalgia, sarà che l'estate vola via, sarà non sono qua, un uomo che vive per metà. Sarà la nostalgia, sarà che ti penso ancora via, sarà quel che sarà, ma tu che ne sai di che sarà. E bravo il nostro Amedeo con Sarà la nostalgia. Senti, Grazie l'abbiamo... Federico, grazie. Ma ci mancherebbe, è sempre un piacere averla qui accanto a me in quest'ora musicale. Diamo delle cose importanti, delle date importanti. Domani sera qui con me ci sarà Valentina Branca dopo 2 settimane di assenza perché non stava tanto bene. Mi ha detto guarda ci provo perché mi manca Casa Peretti e anche a noi e soprattutto voi a casa manca tanto Manca Valentina. assolutamente. Mercoledì invece ci sarà qua Piero della Musica con la zia Marta. Ai ai ai, chissà cosa capiterà. Sì, se abbiamo ancora dei messaggi, regia, chiudiamo pure con i messaggi. Mentre giovedì c'è il grande ritorno di Cristina Cibrario. Quindi torna la nostra Cristina il venerdì e consuetudine e piacere avere qua sul palco di Casa Peretti Alessia Chelucci e Luciano Bianchini. Abbiamo ancora una foto e 3 messaggi, molto bene. Sempre Forza Milan, abbasso la Juve, ma sì, bella così puoi dire tutto ciò che vuoi. Grazie. Aspetta, ho perso mia mamma, puntini puntini e puntini puntini, vabbè, aspetta, io non so se quella, aspetta un attimo, facciamo le cose serie, io non so se quella foto è una cosina seride o no, Amedeo, aiutami tu perché può essere un messaggio molto Ma triste. io penso che un messaggio ci ho perso mia madre e quindi di conseguenza ci guarda la puntata forse per, non so, mi sarà di ricordo probabilmente per le canzoni che facciamo noi possono ricordare un'epoca diversa da quella che Aspetta che la regia mi sta aiutando. Regia, mi aiuti tu perché non si riesce a capire come sono un po' a disagio su questo messaggio. Comunque a questo punto mettete Assurdato Innamorato lo sapevo che arrivava anche la richiesta di Assurdato Innamorato. Comunque la facciamo quasi sempre quando c'è Amedeo, ma arriverà. E noi Juventini abbiamo dato un calcio ai nerazzurri. Tony dal Benga Savona, un saluto a tutti. Ciao Tony, grazie. Oh sì, direi che è andata bene, dai. E questo qua chi è? Però è bellissimo ragazzi. Io non so chi è, ma è fantastico. Grazie. Ok, quindi vi ho dato un appuntamento importante, anzi gli appuntamenti importanti per la serata. Il nostro tempo è finito qua. Volevo chiudere con la foto di Amedeo con i capelli di Osimhen. Bellissimo. Non potevamo immaginare un finale più bello. Ciao a tutti, grazie. A domani. No, ancora la foto. Bellissimo.